Bosch lancia For You Call SPLT rinnovando il suo impegno nel diesel. Opel Zafira Life, 3 taglie per ogni esigenza. Alfa Romeo Tonale premiata con il Car Design Award 2019. Bosch non ha dubbi, il diesel non è finito, o meglio il diesel di nuova generazione. Se si sostituissero infatti le vecchie macchine a gasolio con quelle più recenti, i benefici sarebbero innumerevoli. Inoltre il bando del diesel sarebbe disastroso dal punto di vista lavorativo, visto che ad oggi solo nel nostro paese sarebbero 150.000 le figure professionali a rischio. Bosch guarda anche alla sicurezza e lancia sul mercato Call for You, un dispositivo presentato durante la conferenza stampa del bilancio annuale della multinazionale tenutasi a Milano, in grado di allertare persone a noi care in caso di incidente, perché se le automobili di ultima generazione hanno il sistema di chiamata di emergenza integrato, le vetture con qualche anno di più invece no. Call for You è la soluzione retrofit pensata per velocizzare l'intervento dei soccorsi. La tecnologia, attraverso sensori di accelerazione e algoritmi intelligenti, rileva l'eventuale impatto e allerta tramite un SMS o email i familiari o gli amici, indicando la posizione GPS del veicolo. Le novità di Bosch non si fermano qui. Spostarsi in auto in compagnia risparmiando e rispettando l'ambiente è questo l'obiettivo di SPLT, l'app di carpooling aziendale lanciata da Bosch e pensata per aziende, università o pubbliche amministrazioni. L'applicazione consente di organizzare in un'unica corsa il trasporto di più persone, ripartendo così i costi dello spostamento, risparmiando carburante ma soprattutto tutelando l'ambiente e riducendo le emissioni di CO2. A 20 anni dalla prima arriva la 4ª generazione della nuova Opel Zafira, che diventa Life. Ordinabile già da questo momento, sarà disponibile in concessionaria a partire da settembre. Tanto comfort a bordo, ma soprattutto tanto spazio. La vettura disponibile in 3 taglie copre 3 segmenti e permette ai clienti di trovare la soluzione ideale per ogni esigenza. In ognuna delle 3 versioni è possibile arrivare fino a 9 posti a bordo. Grande, spaziosa, ma con una guidabilità eccellente. Si distingue inoltre per il raggio di sterzata davvero ridotto di 11,3 metri. Sulle versioni a passo lungo è disponibile il lussuoso allestimento lounge con sedili anteriori con funzione massaggio e riscaldamento elettrico, guida rilassata e sicura grazie ai sistemi di sicurezza e di assistenza alla guida come l'assistenza alla partenza in salita, il cruise control e il limitatore di velocità, oltre poi al controllo della trazione che interviene sul motore e sui freni. Sarà disponibile anche una versione 4x4 con trazione integrale realizzata dagli specialisti di fuoristrada di D'Angel. Opel offrirà anche poi una versione elettrica dall'inizio dell'anno 2021. La concept car Alfa Romeo Tonale è stata premiata con il Car Design Award 2019 della rivista Auto e Design. Nato nel 1984, il prestigioso concorso internazionale è suddiviso in 3 categorie: progetti di vetture di serie, concept car e miglior linguaggio di design di marchio, e ha visto trionfare l'affascinante Alfa Romeo Tonale nella classifica concept car. Tonale racchiude in 6 canoni che caratterizzano lo stile italiano e il linguaggio unico di Alfa Romeo: senso delle proporzioni, semplicità e cura per la qualità delle superfici, per un design innovativo ma fedele ad una tradizione universalmente apprezzata. In particolare la concept car esprime il linguaggio della bellezza tipico del biscione. È un compact SUV a vocazione urbana ma dalla personalità fortemente sportiva.